Antonino Pipitone, oggi il No IRAP Day cosa significa? Significa che in tutta Italia, come Italia dei Valori, proponiamo una proposta di legge che presentiamo in Parlamento che prevede l'eliminazione dell'IRAP per quelle aziende al di sotto dei 9 dipendenti. Sono 4.200 aziende scusate, 4.200.000 aziende su 4 milioni e mezzo del totale. Proponiamo anche che venga eliminata l'IMU per i macchinari. Oggi chi ha dei macchinari, imprenditori, artigiani, deve pagare l'IMU non solo sull'immobile ma anche sui macchinari, una cosa assurda, e noi proponiamo appunto di eliminarla. Avrebbe dovuto esserci un banchetto in Piazza delle Erbe, invece non c'è. Sì, aspettiamo ancora l'autorizzazione da parte del sindaco, speriamo che non sia una cosa fatta ad hoc, comunque ci siamo lo stesso, ecco, questo è importante. In questi giorni la polemica sui tagli alla sanità, voi dell'Italia dei Valori avete lanciato un messaggio ben preciso a Luca Zaia. Sì, abbiamo detto a Zaia che è troppo facile parlare sempre contro Roma e contro i tagli romani, su cui per carità noi siamo convinti che sulla sanità non bisogna tagliare, però siamo convinti anche che bisogna cominciare dagli sprechi che ha questa regione, dai costi assurdi per la comunicazione, milioni di euro, dai soldi che vengono dati ai veneti nel mondo, mentre noi vogliamo che vengano dati ai veneti nel Veneto, si parla già di oltre 1 milione di euro, dai soldi spesi per contributi assurdi e inutili per le sagre, le sagrette, per centinaia di migliaia di euro, milioni di euro per contributi a pioggia che non servono a nulla. E quindi che si rivolga a Zorzato, che comunque fa parte di un partito che appoggia il governo. Sì, poi è assurda questa cosa di Zaia che come al solito fa capire che la colpa è sempre degli altri, è sempre di Roma, è sempre dei governi romani, quando guarda caso seduto accanto a lui c'è il vicepresidente della regione che è l'onorevole Zorzato che sostiene le proposte del governo, quindi o Zaia è strabico, guarda solo da una parte, oppure bisogna che Zorzato gli spieghi qualcosina, ecco, si mettano d'accordo tra loro e la smettono di prendere in giro i cittadini che francamente sono stufi di queste polemiche senza che venga data risposta. Bisogna cambiare, dopo 20 anni di Zaia e Galan siamo stufi delle solite storie.